Buongiorno a tutti ragazzi, coronavirus, bollettino Italia, oggi sabato 15 agosto 2020. Quindi oggi sono 629 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nel giorno di Ferragosto. Quindi ieri erano 574, oggi invece sono 629, quindi l'epidemia risale ancora, quindi questo è il quarto giorno che l'epidemia sta salendo, quindi speriamo bene. Questo è il bollettino della protezione civile. Dice il totale dei casi totali sale ora a 253.438. Questo dato è dall'inizio dell'epidemia. I tamponi effettuati, diciamo, oggi sono stati 53.123, in crescita. Ciao Anna Maria. Sì, sta salendo, sì, sì, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri. Questi sono i dati del Ministero della Salute. Buonasera anche a te, Anna Maria. Quindi, allora, Lombardia più 94, ieri erano 97. Emilia Romagna 71, ieri erano 57. In Veneto, beh, qui sta un po' aumentando proprio a dismisura, 120, ieri 127. In Piemonte c'è un asterisco che poi leggeremo che cos'è, più 47, ieri erano 15. Nelle Marche sono 11, ieri 32, Liguria 33, ieri 20, in Campania da me 18, ieri erano 44, poi c'è la Toscana, pure a te buon Ferragosto, più 38, ieri 26, Sicilia più 46, ieri 36. Poi nel Lazio 58, pure qui una bella paddostina, diciamo, ieri 45. In Friuli Venezia Giulia 15, ieri erano 8. Abruzzo 13, ieri 13, quindi è rimasto uguale. In Puglia 22, ieri 12. In Umbria più 13. Ciao Isidro. Guarda, sinceramente, se continua così, sì, no, credo che chiudano, sì, sì. Ma non c'è, guarda, questo è il quarto. Se continua così, se arriviamo a 1000, secondo me, qualche regione, secondo me, la chiudono. In Umbria 13, oggi, ieri 8, a Bolzano 9, ieri 3, Calabria più 10, ieri più 19, Sardegna 5, ieri più 5, rimasto uguale. Valle d'Aosta nessun nuovo caso per il stesso giorno di fila. Trento nessun nuovo caso, ieri erano 3. Molise 2, ieri nessun nuovo caso, Basilicata 4, ieri 4. Vabbè, ripeto che queste regioni, Valle d'Aosta, Trento, Molise, Basilicata, sono delle regioni, ragazzi, piccolissime. Cioè, faccio l'esempio, per esempio, che ne so, tipo in Molise, che ne so, Valle d'Aosta fanno 130.000 persone, la Campania ne fa 6 milioni, quindi ci sta proprio un abisso esagerato, quindi pure in Molise, cioè una regione piccolina, mentre la Campania, Lombardia, che ne so, Piemonte sono grandissime, questo è il discorso. Quindi questo è qua dove vediamo meno più 4, più 2, è anche vero che sono piccoline. Ma si trova comunque le mascherine, non tutti comunque si attengono a mettere queste mascherine a finale. Pure qua a Salerno, chi ce l'ha, chi non ce l'ha. Ciao Isidro. Comunque pure qua nessuno usa più sta mascherina, quindi pure qua è un casino. Non dico nei supermercati, nei locali, perché qua comunque senza mascherina non ti fanno entrare, però in strada, sulla lungomare, sulla spiaggia stanno tutti senza mascherina. Io sono andato a mare 3 volte mi pare, e ti posso garantire che mi sentivo a disagio stare in mezzo a tanta gente senza mascherina. E diciamo che è un po' micidiale il fatto, quindi immagina le spiagge, che ne so, e le piscine, stanno tutti senza mascherine, tutti uno addosso all'altro, quindi ecco da dove viene. Purtroppo, secondo me, dal mio punto di vista, il mare, queste località dovevano essere chiuse, quindi lo so, qualcuno mi dice, vabbè, ma come guadagniamo, come facciamo, non si può vivere così, così, e intanto teniamoci questo guaio, come dico io, perché secondo me quest'anno
di andare al mare, andare in piscina, andare in questi luoghi, quindi non è che io mi metto a rischiare, quindi non è che so pazzo che sto a casa. Il 15 di agosto tutti stanno belli fuori, chi sta al ristorante, chi sta sulla piscina. Ma guarda, il ristorante è limitato, come te devo dire, vai in pizzeria è limitato. Ma vatti a mettere su una spiaggia dove ci stanno milioni di persone, poi specialmente qua a Salerno, che le spiagge libere sta un distanziamento di 50 centimetri. Io la vedo così, eh. Allora, eccolo qua, l'asterisco in Piemonte, dei 47 nuovi casi positivi, 15 sono diagnosi del 13 agosto. Questo era l'asterisco, te lo faccio leggere perché tu non lo riesci a leggere, eccolo qua. Dei 47 nuovi casi positivi in basso, 15 sono una diagnosi del 13 agosto, quindi hanno fatto una specie di aggiornamento. Quindi questo secondo me non andava aperto il mare, in effetti io ti faccio un esempio, a Salerno c'è l'Acqua Farm, c'è l'Isola Verde, sono due strutture gigantesche dove stanno piscine, scivoli. Tu immagina oggi quante persone stavano lì, era strapieno, non c'era un solo biglietto per poter entrare, un biglietto costa 15-20 euro e ti posso garantire che sia Acqua Farm che Isola Verde che puoi trovare. Guarda, io ho lavorato in Piemonte per 5 anni, quindi lo conosco bene il Piemonte, quindi lo so a memoria, ti posso garantire. Io ho fatto la sindone ai Giardini Reali per 6 mesi, poi sono stato a Rosta, sono stato dappertutto, comunque a Torino. Sono stato a Carmagnola di casa per un anno, sono stato a Collegno di casa per un anno, ma conosco Torino come Salerno, quindi la so benissimamente a memoria. Corso Francia, Piazza Castello, Piazza Statuto, ho fatto fiere un po' dappertutto. Diciamo che lavoro con quello, penso che lo conosci se sei di Torino, quello che ha le patatine Amsterdam Chips, quindi ci sono dappertutto un po' questi negozi delle patatine olandesi, quindi quello sarebbe il mio capo, solo che in effetti io non faccio le patatine nei negozi, ma faccio le fiere, quindi vendo prodotti. In effetti, però ho fatto tutto a Torino, quindi la so a memoria un po' tutto. Quindi Corso Regina Margherita, mi ricordo i primi tempi lì ho preso un sacco di verbali per l'alta velocità, quindi la conosco come Salerno. Quindi ragazzi, mi sa che se continua così, non dico molto, ma secondo me a ottobre, secondo me ci chiudono un'altra volta qua, perché comunque questo è il quarto giorno di continuo che si alza sempre un po' di più. Ieri, allora, come era ieri? Mi pare 500. Allora, ieri erano 574, oggi 629, quindi siamo partiti da 300 e siamo arrivati a 629. Quindi se domani sarà passato 629, ragazzi, mi sa che a volte è come dico io quando faccio i video più catastrofici, il punto di ritorno, secondo me l'abbiamo passato già, cioè non si può tornare più indietro. Quindi se da domani arriviamo a 700, poi 800, poi 900, facciamo come i famosi film di paura, il punto di non ritorno, cioè non possiamo tornare più indietro, cioè si arriva a un punto che poi non si può fare più nulla. Speriamo di no, facciamo corna nel senso napoletano, che non accade, però questo è il quarto giorno che comunque sembra avere ragione questa teoria, chiamiamolo così, ma spero di sbagliarmi al 100%, pure quando faccio dei video, diciamo, a Popis, tutti questi video che sono catastrofici, come dico io, ma sono comunque informazioni che prendo dal web, quindi non è che voglio che arriva a Popis oppure arriva la fine del mondo, come sempre dico io, non è che ci credo. Appunto, no. Quindi io dico la notizia, poi non so se sia vero oppure no, però questa qui è il bollettino ufficiale proprio, quindi è inutile che sotto ai commenti scrivano guarda, questi sono dati falsi, non sono reali questi dati, no, perché guardate un po', ragazzi,
hanno fatto 53.123 tamponi. Sai quanti ne siamo in Italia, ragazzi? E penso che lo sapete, non è che ve lo devo dire. Siamo oltre 6 milioni. Questi hanno fatto 50.000 tamponi. Prova ad immaginare per un attimo che possiamo fare 6 milioni di tamponi in tutti. Facciamo i tamponi a tutti quanti. Sai quanti ne escono? Voglia. Secondo me facciamo 10 cifre qua. Cioè, qua si parla di 53.000 tamponi in tutta Italia e sono usciti 629 positivi. Immaginiamo di farlo in tutta Italia. No, no, esito, no, no, ma che cosa gliene importa allora se chiudono, se aprono e al finale questo? No, no. Allora la gente, guarda, se è convinta la gente, allora la gente vede complotti un po' dappertutto, questo è il problema. Il problema è come gli alieni, come tutte le cose, le persone vedono sempre il marcio. È vero che a volte ci sta qualcosa che cercano di nascondere, ma su altre cose, no su queste cose qua. Che ne so, ti faccio l'esempio, un esempio degli alieni, semmai se esistessero, allora che ne so, a volte dicono l'area 51, allora io credo che sia anche non giusto, ma cercare di tenere la popolazione bella tranquilla, perché se domani mattina usciamo e diciamo, vedi che ci stanno gli alieni fuori, la gente, non tutti come me o come te o come altri reagiscono in modo positivo, dico vabbè, mi credevo di stare da solo nell'universo, ma ci sta pure persone che andrebbero nel caos totale, quindi persone che incomincerebbero a dire allora Dio non esiste, allora così, così, quindi molte persone, secondo me il 70-80% andrebbe di matto, quindi a volte delle notizie fanno bene a non dirlo. No, no, ma figurati, ma allora che gliene importa di dire 1000, 2000, 3000 o 10.000? No, loro lo stipendio lo pigliano lo stesso, quindi o ce ne stanno 1000, o ce ne stanno 10.000, allora non cambia proprio nulla. Anzi, ti dirò di più, se chiudono tutti, quelli anche loro stanno a rischio di non prendere lo stipendio, perché i soldi non ce ne stanno, quindi nessuno vorrebbe sta cosa, quindi parliamoci chiaro, non è che questi, ti ripeto, comunque i tamponi sono pochissimi rispetto alla popolazione italiana. Allora tu calcola, no? Io ti faccio un esempio della Campania, solo da noi sono 43.000 tamponi, solo qui da me sono 6 milioni di abitanti in Campania, 10 milioni sono in Lombardia, già stiamo a 16 milioni e ho nominato solo 2 regioni. Immagina in tutta Italia, io faccio l'esempio della mia Campania, in effetti, 6 milioni e quasi parla di 53.000 tamponi effettuati. Ieri ne hanno fatto 46.000. Allora, i tamponi servono per vedere chi è infetto e chi no. Quindi più tamponi fanno, meglio è perché escono più positivi. Invece se ne fanno 53.000 per tutta l'Italia sono pochissimi. Ti ripeto, solo in Campania siamo 6 milioni di persone. In Lombardia sono passati 10 milioni di persone. Quindi 53.000 tamponi. È come un'acqua in un pagliaio. E la non è nulla, è zero. Lo 0,001% degli italiani. Cioè sono... Allora, non è nulla. Cioè, allora, se già oggi, ad esempio, ti faccio un piccolo esempio, i tamponi effettuati erano 1 milione ed erano usciti 629 contagiati da coronavirus, allora guarda, era quasi normale, perché su 1 milione di persone, 629 persone, sarebbe quasi nulla. Ma qua si parla solo di 53.000 tamponi, pochissimi. Quindi se calcoliamo che ogni 53.000 tamponi ci sono 629 contagiati, fai il calcolo per tutti gli italiani e vede che esce proprio un disastro. Sono troppo pochi i tamponi, sì, però purtroppo sai che cos'è? Che adesso è Ferragosto, molti stanno in ferie, sai come funziona qua in Italia, molti sono in malattie, molti poi
il personale non è abbastanza, diciamo, non ce ne stanno troppi, quindi immagina che già gli ospedali tra tumori, altre malattie sono comunque incasinati, poi si è messo pure il Covid, quindi stanno al collasso un po' tutti perché tante persone, tanti dottori, tanti medici, tanti di concorso per prendere più persone per fare questi tamponi e stiamo sempre punto da capo, quindi ecco perché sono arrivati i famosi medici cinesi dalla Cina per aiutarci perché non ce la facevamo. Il problema è che le nostre strutture, noi le strutture ce le abbiamo, ma il personale è pochissimo. Perché non pensiamo che ci sta solo il Covid, ci stanno le persone che non stanno bene, tumori e tantissime malattie che ci sono che in tutti gli ospedali, leucemie, ma tante malattie ci stanno. Diciamo che questa è quella più adesso contagiosa, ma poi ci stanno anche altre cose, diciamo come questa qui, quindi quante persone oggi sono morte di tumore. Difatti si va vedendo, oggi si vede in tutta Italia, semmai saranno morte 700-800 persone per una brutta malattia. Sicuramente un centinaio oppure di più è morto di un infarto, di un ictus, qualche centinaio è morto per incidenti stradali. Immagina come si riempiono gli ospedali. Quindi questo è uno dei tanti guai della sanità, perché i guai sono troppi e purtroppo le strutture ci sono, ma il personale medico, infermiere e il resto non ci sta. Quindi ecco perché i tamponi sono pochissimi, anche se adesso ultimamente è facile fare il tampone, metti il dito, il sangue su un'apposita macchinetta tipo il diabete e sai se sei contagiato oppure no, quindi diciamo che un progresso si è fatto. Però sai che cos'è? Che loro i tamponi li fanno a chi va in ospedale, quindi ti faccio un esempio, tu vai a pronto soccorso, dici, diciamo, ma io ho la febbre a 37,5 e quello ti fa il tampone, arriva un altro e dice ho la febbre a 37 e gli fanno il tampone, cioè non è che fanno i tamponi a tutti, fanno i tamponi a chi si reca in ospedale che non sta bene, oppure va, che ne so, per una colica e gli fanno il tampone, e semmai quello tiene la colica e si ritrova che tiene il coronavirus, faccio un esempio banale, quindi non è che stanno facendo i tamponi a tappeto, nel senso che dicono vabbè, allora andiamo a Torino, facciamo Cuneo e tutta Cuneo facciamo il tampone, no? Quelli stanno facendo i tamponi a chi si reca in ospedale, quindi se a Torino, alle Molinette, oggi da Salerno sono andati 200 persone e hanno fatto 200 tamponi, questo è il discorso. Quindi questi 53.123 sono le persone che si sono recate in ospedale, quindi di questi 53.123, 629 sono i nuovi contagiati, questo è a finale. Quindi non è che i tamponi li vanno a fare a casa oppure così, quindi è solamente per chi va in ospedale che non si sente. Allora io ti faccio l'esempio, no? La scorsa settimana ho portato mia mamma che non si sentiva bene, la prima cosa che hanno fatto, a parte che a noi non hanno fatto entrare, la prima cosa che hanno fatto è il tampone per vedere il Covid. Poi hanno fatto gli enzimi del cuore perché gli faceva male in petto, tutto a posto, e hanno fatto il tampone a mamma, tanto per farti un esempio, quindi funziona così. Se ad esempio adesso io vado in ospedale che ho una colica, non è che pensano alla colica prima, no, mi fanno prima il tampone e poi vedono di farmi qualche Spammex per farmi calmare il dolore e vedere questa colica da dove viene, quindi ecco perché poi si hanno i dati del coronavirus, ma è questo, non è perché fanno i, diciamo, i tamponi a tutti, no? Questi 53.000 sono sicuramente persone in ospedale. Guardi, sicuramente per adesso tutti quanti dicono ci sarà, l'hanno fatto, non l'hanno. Secondo me ancora non c'è, quindi non diamo retta, diciamo, al web, perché in effetti qua fanno venire una guerra ogni giorno, fanno venire un guaio ogni giorno, l'apocalisse tutti i giorni, quindi questi devono fare visualizzazioni, come dico sempre io, quindi più il titolone, come dico io, è bello, più la gente lo va a vedere, quindi ti immagino che tu fai un video dove dici trovate il vaccino, tutti quanti corrono a vedere sta cosa, ma poi in realtà non è vera, quindi
Queste sono le famose, come si dice qua sul web, fake news. Servono solo per fare andare tutte queste persone a vedere che cos'è, ed è arrivato, è uscito. Pure mio padre dice allora è uscito, sì, è come è uscito da fuori, faccio io. Ma non dobbiamo credere a tutte queste qua, quindi se fosse uscito allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo faranno sicuramente, però non l'hanno fatto di certo fino a mo', sono tutte voci di popolo come diciamo noi, quindi non ci sta nulla di vero. Pure io ho girato qua, tutti che dicono fanno, ma poi quando vai a vedere in fondo non è vero, quindi sono tutte fantasie, diciamo così, no? Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo più tardi, vi auguro buon Ferragosto di nuovo, tanti auguri a chi si chiama Assunta, l'Assunzione, e ci aggiorniamo più tardi, quindi sicuramente faremo un'altra diretta più tardi, quindi buona serata a tutti e a dopo. Ciao Isidoro, ciao a tutti ragazzi.